ringrazio per essere presenti a questa importante presentazione di un progetto che penso sia un po' la chiave di volta del futuro di questa valle e anche delle valli con cui condividiamo intenti e attività e con cui siamo insieme con il Comune di Pieve di Teco nel progetto che vede la possibilità per giovani di entrare nel mondo del lavoro con un'attività che li connoti e che nello stesso tempo sia legata alle tradizioni della valle e che quindi possa continuare questo meraviglioso periodo che si è creato e sta crescendo di anno in anno. L'Expo di quest'anno lo testimonia questa crescita continua di persone che vengono a proporre i loro prodotti e di prodotti che crescono in numero e in qualità. Questo bando, appunto rivolto a giovani che vogliono cimentarsi nella faticosa impresa di diventare imprenditori, un gioco di parole ma penso sia corretto, è un'occasione unica per dare un senso a questa idea di progetto. Siamo coinvolti le due valli e soprattutto il Comune di Imperia e speriamo che questa iniziativa incontri il favore dei nostri ragazzi e giovani adulti. Quindi vi ringrazio ancora e spero che dal convegno scaturiscano delle possibilità di richiamo e di partecipazione a questo bando. Grazie. Allora, intanto ringrazio per l'ospitalità il sindaco di questa bomboniera che è Pieve di Teco, che in questo momento è anche vestita a festa e anche molto bene, in modo molto preciso, visto degli stand molto carini, cosa che ci dice che l'agroalimentare sta crescendo anche nella forma oltre che nella sostanza e che quindi c'è un'attenzione particolare anche alla comunicazione, al marketing, al modo di porsi nei confronti della clientela, dell'utenza. Questo per noi è un po' è quello che deve essere la chiave di volta dell'impresa, di fare impresa nel nostro territorio. Quindi un agroalimentare un po' diverso, un po' più nuovo, un po' più moderno, che arrivi veramente a conquistare altri territori come già sta facendo con eccellenze quali il vino piuttosto che l'olio ovviamente e anche tanto altro. L'alveo di Versalico, questa è un'eccellenza vera, proprio quasi unica, ecco. Ma vedo anche yogurt, carne, cioè sta crescendo un po' tutto, anche perché il pubblico cerca sempre di più la particolarità, la peculiarità, si è un po' stufato per certi aspetti di beni, diciamo, di grande portata ma anche di qualità inferiore. Questo progetto nasce con il distretto sociale e quindi per i 35 comuni del territorio del distretto in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Valle Arroscia, con il 6CPT e con l'ITS. Nasce perché abbiamo colto l'opportunità di un bando ANCI che ci ha permesso di avere la sostanza finanziaria per cercare di aiutare, prima cosa cercare, trovare, su questo vi esorto tutti a darci una mano, dei giovani dai 18 ai 35 anni che abbiano voglia di fare impresa nell'agroalimentare, a cui noi daremo tutta una serie di attuti per iniziare, per continuare. Cercheremo di alleggerire tutte le parti che ho visto già nei questionari che hanno compilato spaventano, quindi quella fiscale, quella burocratica, tutte quelle barriere all'entrata dell'impresa di oggi. Gli daremo una consulenza sul marchio, sulla comunicazione, quindi sul fare impresa a tutto tondo. Questo per almeno 2 anni, se poi le adesioni ce lo permetteranno, il numero ce lo permetterà, andremo avanti per gli anni che ci concede il finanziamento. Quindi ringrazio ancora tutti, ringrazio le associazioni di categoria che hanno aderito alla nostra iniziativa e con le quali lavoreremo
per la parte diciamo, di consulenza burocratica, fiscale e aziendale. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, io mi unisco come la collega ai ringraziamenti di tutti i partner e al padrone di casa, il sindaco Pira. Questo progetto ha l'obiettivo, appunto, come diceva la collega, di migliorare l'accesso per i giovani ad entrare nel settore agroalimentare. Si svolgerà su 4 punti fondamentali, 4 linee. La prima è l'analisi del contesto per individuare appunto dei potenziali beneficiari che vanno dai 18 ai 35 anni. Il secondo obiettivo è la promozione e la comunicazione del progetto, quindi l'organizzazione e la promozione del progetto stesso e dare supporto per le offerte che può diciamo, offrire ai giovani. Questo come? Attraverso la realizzazione di laboratori di pratica, quindi incontri formativi sul territorio, sulle aziende e sportelli telematici con dei consulenti che daranno appunto un supporto con il rapporto 1 a 1. Come ultima cosa realizzeremo degli sportelli di consulenza economica finanziaria, quindi daremo appunto un supporto sia dall'apertura dell'azienda che poi a continuare per gli anni successivi, perché riteniamo appunto, come diceva la collega, che le preoccupazioni maggiori per i giovani siano la parte burocratica, economica e finanziaria, e quindi daremo supporto fino alla costituzione dell'azienda stessa e nei 2 anni successivi. Siamo andati sull'agroalimentare perché riteniamo che rappresenta un volano enorme per l'economia del nostro territorio, sia a livello turistico che a livello agroalimentare. Grazie a tutti. Allora, buongiorno a tutti, sono Luca Ronco, direttore dell'ITS Accademia Ligure Agroalimentare e rappresento uno dei 2 partner tecnici di questa cordata. L'ITS, assieme a CPD, che è l'altro ente che lavora con noi per la formazione, contribuisce come per la parte di formazione, di consulenza, a realizzare quello che sono appunto gli obiettivi che l'assessore ha appena illustrato. Come procederemo? Noi ci siamo divisi l'attività in 2 famiglie, 2 macro famiglie, le attività orizzontali e le attività verticali. Le attività orizzontali, che saranno la formazione HCP, la formazione contabile, il supporto nei 2 anni dopo l'avvio per la parte appunto della contabilità e degli obblighi di legge, sarà gestito dal CCPT. L'ITS, essendo un istituto tecnologico superiore, si occuperà invece di affrontare le tematiche verticali, e cioè quelle che devono specializzare i futuri imprenditori per poter avere quelle nicchie di eccellenza che il territorio ci richiede. E nel dettaglio parleremo di 2 filiere, la filiera del marketing, della valorizzazione e della promozione del prodotto, e la filiera più strettamente tecnologica, e quindi come l'ICT e l'informatica stanno entrando nelle produzioni, nelle catene produttive, nelle filiere, e quindi la robotica e quindi l'automazione industriale, per poter ridurre i costi e massimizzare la produzione anche in quei territori dove le dimensioni, che sono come sapete in Liguria tutte medio piccole, non permettono fattori di scala. Noi dobbiamo contrastare il fattore di scala, creare l'eccellenza nelle piccole nicchie produttive e quindi garantire una redditività e una sostenibilità nel medio-lungo periodo, e quindi occorre avere sicuramente una base solida di competenze economiche, finanziarie e anche tecniche riguardo HCP e quello che sono le garanzie di sicurezza sanitaria, ma anche e soprattutto una base invece tecnologica, ed è questo l'obiettivo, la mission che ha l'ITS nei vari corsi che offre il territorio, per poter avere quindi l'eccellenza nella qualità e nelle filiere. Questo chiaramente grazie ad un'idea che è nata dal gruppo che è qua rappresentato. Io ringrazio la città di Imperia che ha visto e capito e creduto in questa possibilità. Noi saremo il supporto tecnico e ci attiveremo non appena potremo cominciare a lavorare con, spero, tanti giovani che vogliono aderire a questa iniziativa. Grazie a tutti.
quando gli amici assessori del Comune di Imperia mi hanno chiamato per sapere cosa ne pensassi del progetto, io penso che alla terza parola fossi già d'accordo con voi due. Chi di noi non ha mai avuto un sogno da poter realizzare? Chi di noi non ha mai pensato, ma forse da grande farò questo o farò quell'altro? Bene, oggi grazie all'intuizione degli assessori del Comune di Imperia, grazie a ANCI che ha creduto al progetto, grazie alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha finanziato l'opera, abbiamo la possibilità di dare a dei nostri ragazzi, appunto come dicevano prima, dai 18 ai 35 anni, la possibilità di realizzare il loro sogno nell'agroalimentare, ma non solo nell'agroalimentare, anche sulla tecnologia, come diceva bene Luca, o sul turismo dell'agroalimentare, creare una struttura nuova o strutture nuove dove poter vivere nel nostro territorio. È una cosa bellissima, è una cosa meravigliosa e penso che tanti di noi, se avessero avuto questo aiuto, probabilmente oggi farebbero del resto. Bene, io mi auguro e chiedo a tutti voi di aiutarci a trovare dei ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco e insieme a noi, insieme a tutti noi che facciamo parte del progetto, li aiuteremo affinché i loro sogni diventino realtà. È una cosa bellissima, penso che più di questo non si possa chiedere a nessuno. La nostra idea era di avere in Vallaroscia almeno 4 iscritti, mi diceva Laura poc'anzi che abbiamo già 20 manifestazioni di interesse, è una cosa bellissima e praticamente è la prima volta che iniziamo a parlare del progetto, quindi speriamo di avere veramente tante manifestazioni di interesse e di poter partire. Questo vuol dire salvaguardia del territorio, vuol dire sviluppo del territorio, vuol dire credere nei nostri territori. Grazie veramente a tutti voi. E adesso si beve e si mangia. Io ho una domanda. Prego. No, però colpa mia, non ho letto il bando, quindi vado facendo una domanda che forse è inutile. C'è un limite massimo di adesioni? Perché io sono sempre un ottimista, quindi... No, c'è quello minimo. C'è un limite minimo di aperture di aziende. Il gol è 2, sono 2. quindi non sono tante. Non sono Cioè tante. 2 è un gol L'obiettivo super era ragionevole, per cui noi abbiamo come obiettivo 10, perché perché l'obiettivo due ci si sono quintuplica, se no Arrivavo non a è un questo, obiettivo. Secondo, possono aderire tutti nell'arco di età o devono essere residenti in aree delle valli? Residenti no, 18-35 anni, l'azienda deve essere nel territorio. Sì, questo è ovvio. Ma non, la residenza non è un limite. No. Stimolare e intercettare il desiderio, perché fare una cosa solo perché c'è un finanziamento è il fallimento massimo, no? Quindi la cosa importante è intercettare un vero desiderio, stimolarlo e aiutarli, perché davvero la più grande, poi io nella vita faccio la commercialista, quindi ho una buona, come dire, so le paure di chi si siede alla mia scrivania e sono sempre la paura di tutte le cose che ci sono da fare, burocratiche, le sanzioni, pagare le tasse, sbagliare perché non è complesso, cioè è complesso, mettere su un'attività oggi è complesso. Volevo chiedere, per il primo approccio, a parte la manifestazione di interesse, dove possono chiedere le informazioni? Allora, c'è un sito. Abbiamo un sito dove si compila un format, dove verranno fatte delle domande, quindi poi noi prenderemo i contatti e verranno ricontattati dalla segreteria. Oppure abbiamo gli stand, adesso prima volta è qui all'Expo di Vallaroscia, poi ne avremo alla Cocktail Week. Poi ne avremo un'altra alla Cocktail Week, ne avremo una olio oliva per cercare di... Volevo aggiungere soltanto che solitamente quando aderisci a un bando ti danno supporto fino all'apertura dell'azienda, ma poi vieni lasciato solo. Mentre in questo progetto si avranno 2 anni comunque di consulenza finanziaria e burocratica per quelli che decideranno di aprire un'azienda agricola, che penso sia un valore aggiunto rispetto alle altre opportunità. Anche molti di più di 2 anni, perché poi dobbiamo andare a fine fondi e io non penso, cioè 2 anni è stato proprio di sicurezza l'abbiamo messa, no? Perché su 2 anni siamo tranquilli di poter garantirlo a tutti, ma io
penso che essendo prudenziale riusciremo a farlo per più tempo, quello dell'assistenza. Perfetto. Faccio un ultimo esempio pratico, mi aggancio a quello che diceva Renato, e cioè sui sogni. Io giù a Pieve ho visto un caro amico che dopo anni di lavoro ha aperto il suo microbirrificio con tanta fatica e passione, ed è un settore che è in forte crescita, c'è una grande richiesta di microbirrifici artigianali. Noi abbiamo un microbirrificio professionale pronto, disponibile per fare la formazione gratuita anche tecnica produttiva nella filiera della birra, che è una possibilità che chiaramente ad averla avuta in anni passati forse aveva avuto più microbirrifici sul territorio. È un settore che permette con poche metri quadrati di terra di poter coltivare e avere il tuo luppolo, le tue materie prime per poter... La mia domanda è: quanto scade il termine di iscrizione? C'è un termine per presentare le domande di interesse? Perché questa è la prima domanda che ci sentiremo fare probabilmente. Allora, un termine non l'abbiamo ancora messo, lo metteremo a breve, perché comunque entro un anno dobbiamo arrivare ai goal. Sì. Per cui io, nella mia idea è quella di fare, nella nostra idea era quella di fare settembre e ottobre tutta la parte di manifestazione di interesse e poi dare quei 15 giorni per chiudere entro il 15 novembre per esempio. Ci piacerà, e lo faremo, fare poi con chi è interessato anche delle visite in azienda, quindi andare a vedere effettivamente sul nostro territorio il livello dell'impresa agroalimentare, perché da fuori spesso non è percepito davvero poi cos'è all'interno dell'azienda. Quindi, però questo una volta che si sono iscritti e quindi hanno un interesse reale alla partecipazione, per cui poi in quel periodo lì ci sarà tutta la parte, perché poi abbiamo pensato di non fare sostanzialmente nulla in gruppo, ma tutto one to one, perché ognuno ha la senso della consulenza vera, è quella di dire il tuo problema, non di parlare con un gruppo di persone che probabilmente ha problemi eterogenei diversi. Quindi da lì poi parte tutta la parte testa a testa con le associazioni di categorie, con l'ITS, con il CCPT, con tutti quelli che appunto si dedicheranno a questo. Ecco, faccio l'ultima, poi dopo mi taccio. Quindi non è una domanda, è una proposta, quindi visto che il timing è questo, potrebbe essere molto bello, non so quale sarà la data, presentare il progetto raggiunto tipo olio oliva, che sarà i primi di novembre, quindi potrebbe essere una cosa che ha un suo termine dentro una delle manifestazioni che connotano maggiormente l'area. Allora, olio oliva avevamo già progettato di mettere ancora una parte uno stand sì, per appunto reclutare, ma si potrebbe fare un punto e chiudere il numero dei reclutamenti e poi dare da lì la data entro la quale iniziare. Questo potrebbe essere un punto d'arrivo, perché olio oliva era l'ultimo po' del settore, era il nostro, anche perché forse la manifestazione più rotonda, più importante in zona, più grande quantomeno della zona, della filiera, e quindi ci piaceva chiudere con... Chiuderemo. Va bene. Domande? Enrico? Hai qualche domanda? No, nulla? Va bene, allora. 35 anni da passati. No? Da pochissimo. Va bene. Bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie.